Concorrenza sleale. Come tutelarsi dalla sottrazione di dipendenti o collaboratori da parte di un'impresa concorrente. Seconda parte. Come abbiamo anticipato nel video precedente, di cui vi lasciamo il link in descrizione, gli imprenditori possono tutelarsi dall'appropriazione di dipendenti o collaboratori da parte di altre imprese concorrenti intervenendo su più fronti. Innanzitutto, prevedendo nei contratti di lavoro o di collaborazione un patto di non concorrenza e un patto di riservatezza, con l'effetto di vincolare i propri dipendenti e collaboratori una volta cessato il rapporto di lavoro o collaborazione. In secondo luogo, attraverso un accordo di non concorrenza con i propri competitor, strategia però che, come vedremo, è rischiosa e di più difficile realizzazione. Vediamo nello specifico questi strumenti. Il patto di non concorrenza. Come si suol dire, prevenire è meglio che curare. Prevedere fin dall'assunzione del lavoratore o dall'inizio della collaborazione un patto di non concorrenza nel contratto di lavoro o di collaborazione è certamente la strategia più efficace per tutelarsi a monte dal rischio di storno. Attraverso il patto di non concorrenza, il lavoratore si obbliga, una volta cessato il rapporto di lavoro o di collaborazione, a non prestare la propria opera per un concorrente dell'ex datore di lavoro o committente. Il patto però è valido solo se risulta da atto scritto, viene delimitato specificamente l'ambito anche geografico del divieto, precisando ad esempio quali siano i datori di lavoro per cui l'ex dipendente o collaboratore non potrà lavorare in futuro, prevede una durata non superiore a 3 anni, 5 per i dirigenti. Prevede un corrispettivo adeguato per l'ex dipendente o collaboratore come contropartita del sacrificio imposto. Non è necessario che il patto di non concorrenza risulti dal contratto di lavoro originario. È anche possibile sottoscriverlo in corso di rapporto tramite un patto aggiunto. Tuttavia, per essere valido, deve mantenere tutte le caratteristiche indicate, tra cui innanzitutto l'aspetto del corrispettivo. Ovviamente non è detto che il dipendente o il collaboratore sia disposto a sottoscriverlo. Secondo strumento, il patto di riservatezza. Con il patto di riservatezza è possibile imporre al dipendente o collaboratore di non divulgare informazioni riservate anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro o di collaborazione, addirittura per un tempo indeterminato. Per rendere veramente efficace il patto di riservatezza è opportuno prevedere una penale per il caso di sua violazione. In questo modo è possibile salvaguardare i segreti aziendali e il know-how dell'impresa, che altrimenti potrebbero finire nelle mani dei concorrenti, soprattutto in caso di storno. Come per il patto di non concorrenza, l'ideale sarebbe inserire fin dall'inizio del rapporto il patto di riservatezza all'interno del contratto di lavoro o di collaborazione, anche se è sempre astrattamente possibile ricorrere a un patto aggiunto in corso di rapporto. Patto di non concorrenza e patto di riservatezza, se combinati, rappresentano un efficace strumento per tutelare l'imprenditore su più fronti. Terzo strumento, l'accordo di non concorrenza con i propri competitor. Si tratta di un accordo con cui imprenditori concorrenti si obbligano unilateralmente o reciprocamente a non sottrarsi dipendenti e collaboratori. Questo strumento di tutela però, come anticipato, desta alcune perplessità. Innanzitutto, è difficile che un imprenditore accetti di sottoscrivere un accordo di questo tipo, a meno che non sia spinto da precise ragioni. Ad esempio, se si fosse già appropriato di alcuni dipendenti chiave del suo competitor e avesse ricevuto delle diffide a non reiterare il proprio comportamento, corredate di minacce di azioni legali. Ciò posto, un accordo con cui ci si obbliga a non rubare i dipendenti di un concorrente è valido? L'articolo 2956 del Codice Civile ammette patti che limitino la concorrenza tra imprenditori, purché siano provati per iscritto, siano circoscritti a un determinato ambito geografico o a una determinata attività, non durino più di 5 anni. Tuttavia, a seguito dell'introduzione della normativa antitrust, la validità dei patti restrittivi della concorrenza tra imprese è messa seriamente in discussione. Secondo la disciplina antitrust, le intese tra imprese concorrenti
se restrittive del gioco della concorrenza in misura rilevante, sono illegittime ed espongono le imprese stesse alle sanzioni della GCM. Un accordo con cui un'impresa si obblighi a non stornare i dipendenti o i collaboratori di un'altra certamente limita la libera concorrenza tra le due imprese, interferendo peraltro anche con la libertà degli ignari lavoratori dell'impresa che beneficia del vincolo. Per questo un tale accordo rischierebbe di essere dichiarato invalido se sottoposto al vaglio di un giudice, ove ritenuto anticoncorrenziale in misura rilevante, tenuto conto anche del mercato di riferimento. Iscrivetevi al nostro canale, abbiamo un'intera sezione dedicata alla concorrenza sleale. Per maggiori informazioni visitate il nostro sito e seguiteci sui social media.